Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi vedremo un quadrante radiostesico per la ricerca del colore positivo per una persona, la cromoterapia. E vedremo questo tramite tre quadranti: il quadrante radiostesico, il quadrante per la ricerca dei bovis, la frequenza bovis, e appunto il quadrante per la ricerca del colore positivo per la persona, la cromoterapia. Quindi, come ogni volta, prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, vedete, col sì e col no, mettiamo un testimone. Questo qui chiaramente è un testimone tester, ma i testimoni possono essere tranquillamente dei capelli, un batuffolo di ovatta con della saliva, un pezzettino di unghia, uno scritto del nome e cognome su un foglio di carta, e lo si posiziona nel centro e si chiede al pendolino, usiamo il nostro pendolino, e si chiede al pendolino se la cromoterapia va bene per questo soggetto, per questo testimone. Se sappiamo anche il nome, diciamo ad esempio il nome fantasia, per l'Alberto va bene la cromoterapia, e vedete che il pendolino punta verso sì, e quindi se dovessimo scegliere tramite il quadrante radiostesico un colore, molto probabilmente gioverebbe a questo testimone. Vedete? Il pendolino dice di sì. Appurato questo, andiamo a controllare, ad esempio, con l'altro quadrante radiostesico per la ricerca dei bovis, delle vibrazioni della frequenza bovis, quanto è questo soggetto, vedete? Quadrante radiostesico per la ricerca di frequenze bovis, vedete, lo si può trovare tranquillamente nel sito del capitano.altevista.org e lo si può scaricare gratuitamente. Vedete che qui c'è il pallino e mettiamo la foto del nostro testimone. Prendiamo il pendolino e possiamo fargli la domanda: qual è la misura ideale o la frequenza bovis ideale per questo signore? E la frequenza ideale per questo signore è sui 8500 bovis, vedete? Il pendolino è su questa frequenza qui. Bene, possiamo fare un'altra domanda, possiamo fare: in questo momento quanti bovis ha questo signore? E vedete che in questo momento qui la frequenza di questo signore è sui 6000 bovis. Bene, 7000 massimo. Adesso possiamo chiedergli, con la cromoterapia salirà alla suoi 8000 bovis o arriverà a 8000 bovis? E la risposta è sì, arriverà, sì, lo fa vedere, anzi vediamo che sale anche un po' di più, quindi sarà un po' propositiva, gli darà una ricarica a questo testimone i bovis. Bene. Avremmo potuto fare anche la stessa domanda con il quadrante radiostesico del sì e del no. Fatto questo, togliamo il nostro testimone dal quadrante radiostesico, lo togliamo, quindi qui abbiamo fatto solamente un'analisi della frequenza bovis ideale e della frequenza bovis in cui si trova il testimone o la persona che stiamo per controllare, misurare. Quindi lo togliamo e vediamo il nuovo quadrante radiostesico per la cromoterapia. Vedete? Qui ci sono i vari nomi dei colori, lo potete scaricare tranquillamente nel sito del capitano.altevista.org o nei gruppi di Facebook. Quindi mettiamo nel pallino bianco il testimone e chiediamo qual è il primo colore propositivo per questa persona che ha un effetto positivo, e vediamo che per questa persona il colore è il rosa scuro. Quindi se questa persona ha vicino il rosa scuro, molto probabilmente, o nelle vicinanze, o ha parecchie cose colorate di rosa scuro, molto probabilmente su questa persona questo colore avrà un impatto positivo. Oppure possiamo chiedere anche il secondo colore, qual è il secondo colore positivo per questa persona, e dice il verde scuro. Quindi sappiamo che i primi due colori basilari per questa persona sono il rosa scuro e il verde scuro. Quindi noi potremmo mettere vicino a questa persona dei colori che vanno dal rosa scuro al verde scuro e sicuramente avrà un rialzo
delle frequenze Bovis ottimale, che abbiamo visto che è tra gli 8000 e 9000 Bovis. Cari signori, questa è solamente una pillola didattica, non è niente di medicinale, non vuole sostituire in nessun modo i medici, è solamente una ricerca radiostesica a livello vibrazionale. Quindi il vostro Marietto vi invita a scaricare questo quadrante radiostesico di cromoterapia nel sito del capitano.altervista.org, o di andare nel gruppo di Facebook a scaricare il PDF di questo quadrante radiostesico, e vi invita anche a iscrivervi al canale di Hildegarda o Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook. Grazie cari amici di avermi seguito fino a qui e vi saluto, alla prossima, ciao!